Associazione a delinquere transnazionale, questa è l'accusa nei confronti del sindaco di Cosenza Mario Chiuto iscritto nel registro degli indagati dalla Procura di Roma. L'inchiesta, che coinvolge anche l'ex ministro all'ambiente Corrado Clini, riguarda un presunto drenaggio di soldi pubblici destinati alla realizzazione di progetti ambientali all'estero. In totale sono 31 le persone coinvolte, 26 fisiche e 5 giuridiche. Occhiuto, secondo le accuse, grazie a società a lui riconducibili, avrebbe sviluppato numerosi progetti nella Repubblica Popolare Cinese, finanziati o cofinanziati con fondi provenienti dal Ministero dell'Ambiente. Le sue aziende, sempre secondo le accuse, avrebbero ottenuto appalti dal Ministero senza passare per bandi pubblici, grazie al rapporto con l'ex ministro Clini e la sua compagna Martina Hauser, poi diventata assessore all'ambiente in una delle giunte Occhiuto. Proprio l'Hauser, secondo il PM, sarebbe stato lo snodo fondamentale dell'associazione. L'inchiesta risale al 2015. Lo scorso mese di giugno i magistrati hanno inviato agli indagati l'avviso di conclusione delle indagini. Supereremo anche questo, commenta così il sindaco Occhiuto alla notizia relativa al suo coinvolgimento nella vicenda. Qualcuno è andato a scovare per poi diffondere, aggiunge, una notizia vecchia di diversi mesi pensando di farmi un danno in questo momento particolare. Quindi Occhiuto spiega che risulta tra le 31 persone indagate solo per il fatto di aver incaricato come assessore a Cosenza Martina Hauser. Non c'è altro su di me, sottolinea, perché non c'era niente da trovare. Io ho sempre lavorato onestamente, mi hanno affidato progetti e prima di fare il sindaco che ho portato a termine nel migliore dei modi. Asserire che Martina Hauser o Clini abbiano avuto dei vantaggi per un incarico di assessore a Cosenza, prosegue Occhiuto, mi sembra un fatto abbastanza paradossale e che può essere chiarito, considerate anche le possibilità che i due avevano in quel periodo. Sono fiducioso, conclude il sindaco Mario Occhiuto, perché tranquillo del mio operato e rispettoso del lavoro dei magistrati.